La questione di cui ci occupiamo stasera è una questione, diciamo, antica, se si può dire così, che ha almeno 30 anni in Sardegna, che risale all'inizio degli anni 80 come fatto politico messo sul tavolo dei partiti, che è stato oggetto addirittura in quegli anni di un tentativo che poi è fallito, condotto da me, per realizzare una giunta cosiddetta unità autonomistica proprio intorno alla riforma dello statuto, cioè al superamento dell'esperienza autonomistica fin lì avvenuta e alla presa d'atto che le cose erano cambiate, era cambiata la Sardegna, erano cambiati i problemi della società sarda, stava cambiando rapidamente anche la stessa natura dell'identità, erano cambiati comunque i rapporti tra noi e il resto del mondo. Lo statuto che abbiamo ancora oggi e che avevamo allora era largamente insufficiente. Già dagli anni 80, all'inizio degli anni 80, mostrava tutta la sua obsolescenza, chiamiamola così. Nel frattempo sono successe tante cose. Salvatore Cuvetto ha scritto un pezzo per Sardegna Democratica molto articolato e molto lungo, nel quale pone alcune domande. Io ne raccolgo un paio, spero di poter anche rispondere. Nel frattempo lui cita la prima giunta RAIS, che è la prima giunta di sinistra. Voi ricorderete che dopo il fallimento dell'unità autonomistica in Sardegna si registrò una grande avanzata del partito Sardo Azione, arrivò a circa il 14-15%. Sembrava che iniziasse in quel momento la stagione della riforma, della nuova autonomia, del cambiamento profondo del nostro statuto. Invece, stranamente, forse per quella domanda che Cuvetto rivolge in quello scritto, per l'illusione che ancora dura che la cosiddetta sovranità si potesse gestire di fatto le relazioni di governo e non soltanto chiedere o aspettare che ci arrivasse con lo statuto, noi probabilmente abbiamo perso la tensione in quegli anni e invece di andare avanti ci siamo fermati e siamo rimasti stati. E poi sono successe tante cose che voi conoscete, è inutile che io le richiami. Il passo dell'autonomia di oggi, anche se sembra una battuta quello che dico, è il passo della noia praticamente. Noi camminiamo più lentamente di come cammina la noia, proprio nel senso puro. E non succede nulla. Ci riempiamo di dibattiti, di parole, di affermazioni, anche di proposte. Ci sono tante proposte, però siamo nel pieno immobilismo. Qual è la proposta che arrivo subito al nodo, diciamo, centrale? Noi oggi abbiamo uno scenario nazionale molto diverso da quello di 30 anni fa, di quello di 20 anni fa, di quello di 10 anni fa. Siamo alla vigilia, sembrerebbe, almeno legge i giornali, di una grande riforma costituzionale. È unanime il senso di inadeguatezza dell'attuale costituzionale, nel senso dei meccanismi, dell'architettura, governo, Parlamento, magistratura, nel senso dello stesso regionalismo, e c'è l'affermazione quotidiana, cominciata dal Presidente della Repubblica, di una esigenza profonda di cambiamento, urgente esigenza di cambiamento. E quando arrivano le proposte di cambiamento, comprese quelle leghiste, noi rimaniamo abbastanza sorpresi, io almeno rimango sorpreso, perché i nodi di fondo della Costituzione non vengono affrontati. I nodi di fondo della nostra Costituzione sono diversi da quelli del numero dei parlamentari, del bicameralismo perfetto, attengono al consenso generale sulla Costituzione. Consenso che non c'è, perché esiste una Costituzione materiale largamente diversa da quella formale,
esistono processi di cambiamento profondi della Costituzione introdotti con una legislazione ordinaria che di fatto l'hanno profondamente modificata. Noi non abbiamo più un'identità nazionale definita così com'è nella Costituzione e che è definita in termini profondamente antifascisti e in qualche misura diciamo di grande apertura sociale che oggi non è più attuale nel nostro Paese. Noi abbiamo una Costituzione fatta da partiti che non ci sono più neanche in Parlamento, perché non c'è la Democrazia Cristiana, non c'è il Partito Comunista, non c'è il Partito Socialista, non c'è il Partito Liberale, non c'è il Partito d'Azione, non c'è neanche un partito di quelli che hanno scritto la Costituzione. Basterebbe questo per dirci quanto è diverso il contesto nel quale opera oggi il Parlamento italiano, nel quale viviamo noi. Che la Costituzione deve essere aggiornata, diciamo così, senza intaccare ma attualizzando le modalità con la quale si attuano i principi generali, cioè mantenendo ferma l'impostazione fondamentale che è quella dei grandi diritti della persona umana, della libertà, della giustizia, della solidarietà, del diritto al lavoro, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, cioè tutta la parte che è secondo noi intoccabile, ma dopo che abbiamo dichiarato che questo è intoccabile noi dobbiamo cominciare a pensare qual è il meccanismo attraverso il quale si ricostituisce l'Italia, l'unità nazionale, si ricostituisce il consenso costituzionale. E il primo nodo che viene al pettine è qual è il modo per conservare effettivamente nella sostanza l'unità nazionale. È quello di conservare lo Stato centralizzato come oggi, è quello di lasciare che avanzi una politica di riforma fondata esclusivamente sul federalismo fiscale, cioè sull'appropriazione delle risorse nei territori dove viene prodotta, cioè nel spostare verso il nord dell'Italia la richiesta nazionale e accentuare gli squilibri che già esistono e proiettarli nel tempo e moltiplicarli, perché quando le risorse si fermeranno nel nord noi avremo tutti i problemi rinnovati e moltiplicati rispetto a quelli di ieri. Oppure esiste il problema dell'unità d'Italia configurato in una maniera diversa, come io penso, cioè in maniera federale, cioè scomponendo e ricomponendo l'unità nazionale su quella che è oggi la base materiale vera, quella cioè di un'Italia diversificata, di un'Italia che si ricompone nelle sue grandi regioni, si ricompone nelle sue diverse identità, si ricompone in una autonomia politica vera, in un federalismo politico, il federalismo che noi avremo da qui in avanti. Basta leggere anche le proposte di ieri o di avantieri che Calderoli ha portato al capo dello Stato. Il federalismo politico è scomparso, è totalmente scomparso. Noi abbiamo una situazione politica in Italia, scusate se io parto da lontano, non si capirebbe il nostro discorso senza questo inquadramento, nel quale il partito che spingeva per il federalismo politico è uno dei cardini del governo nazionale, è uno dei pilastri dell'attuale centrodestra, è uno dei partiti che ha più potere in Italia in termini generali, nazionali, e non cederà mai questo potere. Anche se ha preso il Piemonte, anche se ha preso il Veneto, perché lo scopo fondamentale della Lega finirà per essere, e quindi anche del centrodestra, perché coincidono gli interessi e si saldano tra Lega e PDL, l'interesse sarà quello di governare contemporaneamente da un lato la base locale e regionale con le risorse che gli affluiranno e con la dilatazione delle competenze che già oggi sono previste dalla Costituzione dentro le loro regioni, e dall'altra governare con l'eccesso personalistico e con la dittatura della maggioranza, perché con il dispotismo della maggioranza che c'è oggi in Italia, nel Parlamento, governare tutta l'Italia, anche noi.